Lei ha avuto danni? E non da poco anche. Per fortuna che soffiava verso nord, mi è caduto di là, e l'albero si è appoggiato sul filo, mi ha rotto la staffa, mi ha rotto la trave principale, in più ha rotto il palo della luce della signora che stava per cadere, ho dovuto andare io a provvedere dall'Enel perché altrimenti mi cadeva sulla casa anche quello. Il 12 settembre scorso è stata solo l'ultima data in cui i platani di via Ragogna a San Daniele, cadendo, hanno rischiato di provocare una tragedia, una situazione che continua a far arrabbiare i residenti. Fatto denuncia, fatto tutto, non ho avuto niente, assolutamente niente, di niente. Niente da nessuno? Niente da nessuno. Ecco, questo qui è mezzo malato, quelli altri sono mezzi malati tutti quanti, c'è stato chi aveva fatto la proposta di eliminare quelli malati e poi eliminare quello di dovere, lo hanno eliminato, una persona che era veramente che aveva capito cosa. Sono mezzi malati questi platani qui, portano malattie, polvere, insetti, intasano tutte le grondaie delle case, 2 settimane fa è caduto un altro, cioè finché non succede il danno veramente. Il gruppo consiliare San Daniele Bene Comune conosce bene le criticità e lamenta spesso di non essere stato ascoltato dopo la perizia fatta fare a un agronomo sugli alberi malati. Dai 23 che si chiedeva di abbattere ora si è passati all'ordinanza del sindaco Valent che prevederà il taglio di 38 platani. Sono giorni per questo decisivi in tal senso. Il mese di marzo era stato interpellato un agronomo, dopodiché era stata inviata una richiesta alla sovrintendenza il mese di luglio da parte dell'amministrazione e la sovrintendenza ha tempo 120 giorni per rispondere. Noi siamo intervenuti prima, già il mese di luglio con un'interrogazione, il mese di settembre, poco prima che cadessero i 2 fusti, siamo intervenuti di nuovo perché eravamo preoccupati perché con queste condizioni meteo i fusti sono altissimi, i residenti manifestavano continuamente delle perplessità, peraltro visibili per tutti i cittadini dalla strada. Per cui adesso a metà ottobre scade l'ordinanza del sindaco in cui si dichiara di voler abbattere 38 fusti su 23 che erano stati richiesti, di cui era stato richiesto il parere alla sovrintendenza.